Gennaro D'Auria sono oltre 20 anni che appunto viaggia, no? Viaggia praticamente nel mondo occulto. E ne ho sentite di cotte e crude, come ben vi ho detto in precedenza. La magia è nata appunto in Egizia, magia egiziana, lo sapete. Poi per esempio alle volte si parla della stella anche di Davide. Davide sapete che era il capo tribù che si chiamava di una... Davide era il capo tribù di una ormai estinta di una tribù indiana, esatto, e aveva un'adorazione appunto per la luna e fu creata la stella di Davide. Ecco, per loro quando nasceva la luna praticamente si toglieva il sole, per loro era una divinità e allora fu battezzata la stella di Davide, che porta molta fortuna proprio per gli innamorati e anche una buona protezione per i malocchi, Christopher Brandon, Christopher Brandon, Christopher Brandon, Christopher Brandon. Io ho i miei spiriti che mi dicono tutto, c'è uno spirito che parla dentro di me, è ritornato finalmente Brandon e quello che mi dice è solo verità, perciò il mio programma porta questo marchio. È ritornato da un'ora, un'oretta e mezza appunto per farmi parlare con voi, perché ha capito che il mio spirito guida, quello di prima, Christopher, non era uno spirito veramente buono. Christopher Brandon, Christopher Brandon, Christopher Brandon, Christopher Brandon. Abracain mortus vete, Abracain mortus vete. Salve. Gennaro? Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Vaffanculo, va! Lino, ma Pronto? chi è? Sono Carmine, Da dove chiami? da Napoli. La prima volta? È la prima volta. Dimmi. Vorrei sapere perché sei così ricchiuso? Au! Sconneccia, 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 sconneccia. Pronto? Buonasera. Signor Gennaro, prego. Basta con le chiacchiere, perché a me le chiacchiere non mi fanno piacere. Sei drago, Gennaro, sei una mattina. Sì, pure non mi sfacciamo perché tu hai tutta questa povera gente. Mi ascolti un attimo? Tu mi stai a dire a me, tu ti lavati, tu... Per fare polemica, a me non mi interessa proprio. Pronto? 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 Sconneccia, 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 sconneccia. Sconneccia,
Scornacchia, Cornuto, scornacchia, cornuto, scornacchia, 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 scornacchia. Pronto? Chi è? Sono Diego. Ciao Diego, da dove? Lega i padri? L'omosessualità oggi è una brutta cosa. Signora cara, suo figlio è un omosessuale, è uscito proprio nelle carte. Lei già lo sapeva? Non l'avevo capito così, ma non di certo. Suo figlio se la fa con i droganti, con i ladri e vi cerca soldi a voi. Perché glieli dà al suo amico che si va a comprare lo spinello e in contraccambio lui gli dà il sesso. Basta, non parliamo più. Abbiamo chiuso proprio in bruttezza stasera. Ma uno gli ha fatto anche la pipì addosso, è vero? Addirittura uno ha sputato nella sua bocca. Signora, mi scusi, perché i morti me lo stanno dicendo, è vero? Cosa? Che cosa c'entra la saliva nella sua bocca? Cosa? La saliva di quell'uomo, di quel suo parente, lo faceva appositamente? Gli faceva piacere anche a lei in un certo modo, però. No, questo no, perché se... Io vedo che lei è stata presa, buttata a terra e violentata. I morti che me lo dicono, a Bracai. È vero? Una cantina dove loro si sono abbassati i pantaloni, hanno cacciato il loro membro da fuori e l'hanno fatta provare l'essenza dell'amore sbagliato, è vero? Hanno anche purtroppo dato molto spermato sulla sua faccia, è vero? Un'altra cosa, io sto diventando responsabile per tutta la Campania e mi sto aggregando a Roma al ministero dove c'è l'assessorato che risponde al numero nero, che vuol dire una cosa molto importante: tutti coloro i cartomanti veggenti che faranno delle atrocità o praticamente daranno delle avarie per quanto concerne la loro arte, perché non promettere mai quello che non si può mantenere, avranno un qualcosa di molto negativo, perché esisterà un numero nero da dove voi potete formulare, potete denunciare benissimo questi ciarlatani. C'è stata una mia cliente che mi ha detto: caro Gennaro, io ho visto una pubblicità in televisione, sono andata da questo cartomante, un altro po' mi violentava. Gennaro D'Auria si provvederà a vedere chi ha delle doti, metterò al centro di uno stanzone una tavola lunghissima e al centro di questa tavola io chiuderò in una scatola 14 oggetti. La persona sensitiva, la persona che sa qualcosa, la persona che veramente conosce la magia dovrà individuare in quella scatola cosa c'è. Se non lo individua vuol dire che questa persona non sa un fico secco di niente. Poveri stronzi, 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 poveri stronzi.
Gennaro Dauri è stato al congresso a Roma ed ha intercettato vari oggetti in quella scatola chiusa. La magia esiste, non facciamo sì che la magia, diciamo così, diventa un giocattolo, perché accendiamo il televisore, vediamo tante sconcezze. 144! Ma che cos'è questo 144? Poveri stronzi, voi che chiamate perché automaticamente vi credete che coloro vi fanno la magia. Voi andate a pagare ogni minuto, 2.450 lire. Se state 10 minuti voi andrete a pagare circa 40.000 lire, che oggi si sta facendo tutto per commercio, tutto per un dato di commercio. Cioè a un certo punto voi vi dovete anche rendere conto di questo che sta succedendo. Io sono rammaricato di quando accendo il televisore, vedo tante stronzate che vedo appunto in televisore, vedo profumi, limoni. Ma che stiamo aprendo un'azienda agricola? Abbiate pazienza. Oggi per prendere, diciamo così, un amore bisogna prendere un limone dalla pianta, bisogna fare tutto un tipo di charmo, poi prendere il limone che avete colto a mezzanotte e portarlo dal mago. Ma stiamo scherzando? Allora, in questa carta ci metti la fotografia del tuo suocero, del tuo cognato, sotterrala a mezzanotte di domani sera con un poco di sale doppio e un po' di acqua santa. Sto vedendo addirittura e ne prendo atto di queste mie parole, e addirittura queste persone con il 144 si stanno arricchendo, e fatele arricchire. Va bene, fate bene voi. Auguri a tutti quanti voi. Fate bene, chiamate sempre al 144, chiamate sempre a questi ciarlatani, chiamate sempre a queste persone. Radio Camango di Stereo è una radio molto seria, anche se io sono il proprietario. Mi hanno proposto il 144, ma se ne possino ammazzare, il 144 qui non verrà mai messo. Voglio rimanere povero quel che sono, però il 144 non verrà mai messo. Mai! Poveri struzzi! 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 Cambiamo la vita. Allora, la vita si deve cambiare. 166 167 496. Amore, salute e orfani. Questo è un numero da ricordare, d'accordo tesoro? La magia serve, la lettura di carte, la lettura delle tavole, la lettura della sfera di cristallo, serve perché se voi dovete fare un concorso e non sapete l'esito, le carte ve lo possono dire. Domani dovete affrontare, non lo so, dovete fare un viaggio per dire io vado a lavorare a New York, come andrà? E le carte diranno se vale la pena oppure no. Dopodomani, non so, avete una gara automobilistica, sto facendo un esempio, e volete sapere se tutto andrà bene. Quindi le carte, le tavole, le sfere servono a dirvi le cose come andranno, anche sulle attività commerciali. Quindi se le vostre attività commerciali non funzionano, c'è qualcosa che bisogna valutare perché non funziona quell'attività commerciale. Voi sapete chi oggi c'ha un negozio di abbigliamento, chi oggi c'ha una macelleria, un mini market, una salumeria, insomma qualsiasi negozio può entrare la persona che ha un alito positivo e chi ha un alure negativo. Se per esempio, mettiamo caso, entra in un negozio di abbigliamento una persona che praticamente ha un carisma negativo interiormente, è chiaro che quel negozio porterà alla negatività, e se voi non venderete più è colpa di quel soggetto che è entrato in quel negozio avendo questa lure negativa. La stessa cosa, signori, anche quando vi comprate le case, per esempio se uno per esempio va in affitto in un'abitazione e in quella abitazione c'era Ready Jack, appunto, che è denominato in lingua inglese Ready Jack Andrion, è appunto Jack lo squartatore.
Jack lo Squartatore è stato per esempio uno dei più grandi personaggi dell'epoca, della storia, in queste antenne che stanno trasmettendo le nostre onde magnetiche, la mia voce che arriva in tutte le abitazioni. Non sapete chi è stato Jack lo Squartatore? Pensate un pochettino che ha ucciso oltre 120.000 donne. Signori miei, non sto parlando di 100 donne, 120.000, dico 1000, sapete quante ne sono? In tutto il mondo è stato giustiziato, è stato mandato nello spazio. Le sue idolatrazioni, il suo fantasma, le sue avversità, perché io ho avuto contatti con Jack lo Squartatore in una seduta mediatica, le carte sono scivolate, in lui c'era rabbia, odio verso le donne e terrore che veniva da molti e molti prosegui di anni. Pensate un pochettino, quindi sono tante le cose che io vi posso dire perché c'è una cultura ben fondata. Re di Jack perché automaticamente andando a trovare il simbolo, e non lo trovate sui vocabolari, ma bensì in una lingua superiore, praticamente qual è l'archivio dei nostri computers, non di Radio Camaldoli, ma quelli della lingua nazionale, che voi sapete noi la lingua italiana è nata appunto dal greco e dall'ebraico e dal bolognese, poi è stata ritrodotto, diciamo, tutto dall'Emilia e dalla lingua bolognese è nato proprio il vero italiano. Comunque andiamo avanti per favore, perché il mio discorso è molto lungo. Allora, stavamo parlando di questo re di Jack, lo Squartatore, 120.000 donne uccise, e non solo questo, pensate un po' di tiro. La cosa più strana, io poi vi do sempre cultura e informo, no? Queste donne non sono state uccise, per esempio, tutte quante in una sola zona. Per esempio, 10 donne in Giappone, 20 donne in America, 30 donne in Africa. Cioè è chiaro che 120.000 donne non potevano stare solamente in Africa oppure in Giappone, in tutto il mondo. Voi non potete immaginare la notte Gennaro D'Auria com'è potente. La notte, da mezzanotte in poi, fino alle 4 del mattino, io tengo una potenzialità che veramente fa paura. E nessuno ha questi miei poteri. Pronto? 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 Io ti sto dicendo che di notte Gennaro D'Auria cambia, perché mi entra il mio spirito guida, che si chiama Christopher, entra qua dentro, è chiaro? Nella mia persona. Io mi cambio, non sono più io. Pronto? 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 Un'altra cosa, Gennaro D'Auria è stato invitato varie volte in grandi televisioni, non è mai voluto comparire, proprio per non scendere a certi livelli. Io sono di poche parole, chi mi capisca mi capisca. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, e si firmano gli orologi. Pronto? 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 Pronto?
famiglia Dauria deriva da una stimmate nobile e io sono l'ultimo erede Dauria e porto avanti io praticamente questa tradizione e soprattutto queste tramantazioni di poteri che mi sono state rilasciate in eredità. Questo dono che io posseggo me lo porterò con me fino alla mia morte. Oggi si parla dei morti, si parla appunto delle candele sacre, si parla dell'olio sacro. Per togliere il malocchio, signori miei, Gennaro Dauria è specializzato in questo maledetto malocchio, perché voi dovete sapere una cosa: la persona che possiede il malocchio non progredisce nella vita. Se avete delle attività, un supermercato, una bancarella, pure una bancarella, sì, io conosco la signora Achille che possiede a Mergellina, chiedo scusa, appunto una bancarella che vende tarallucci. Dice: caro Gennaro, io non riesco più a vendere un fico secco, né un tarallo, né un lupino, né niente, assolutamente niente. Ogni attività, pure dalla bancarella all'imprenditore, dalla bancarella al supermercato, dalla bancarella a qualsiasi cosa molto più grande, quando c'è il malocchio o ci sta qualcosa di molto negativo, voi non venderete nemmeno una nocella, come si dice a Napoli. Quindi automaticamente per togliere il malocchio da Gennaro Dauria dovete passare. Allora, parleremo oggi dei grandi antibas, i miei super talismani potentissimi. Sono andato a Mergellina a mangiarmi 2 taralli con il mio segretario Michele Olivo e con una bellissima ragazza. Cioè ogni tanto si deve uscire e parliamoci sinceramente, perché ovviamente ognuno diciamo così ha bisogno di amare. Ha il suo diritto, perché l'amore è la cosa più bella del mondo. Come lei ha conosciuto suo marito, come noi abbiamo i nostri amori, anche giustamente siamo usciti con questa ragazza, si chiama Liliana, questa fa l'estetista e del Vomero, e ha detto: senti Gennaro, stasera avrei voglia di bere, diciamo, una bella Coca-Cola alla spina e mangiare alcuni taralli. Ho detto: va bene, d'accordo, ne parliamo a Mergellina. Siamo andati a Mergellina, abbiamo preso una Coca-Cola alla spina, abbiamo preso dei taralli caldi, ci siamo messi seduti a guardare un pochettino il panorama insieme al segretario Michele Olivo. Quando ci siamo, signora mia, guardati intorno e a guardare la luna e la luna e il mare. Non eravate più soli? No, signora mia, sugli scogli c'era un atto pornografico che si stava effettuando. C'era una coppia che addirittura faceva l'amore in un modo sputorato, nudi, sugli scogli di Mergellina. Cioè, sta ragazza vergognata si è fatta rossa. Ma che è successo? Cosa stai vedendo? Lei praticamente stava osservando questa coppia che si stava amando. Erano nudi. Ho detto: andiamo via, il mondo è pieno di sconcerie. Cioè è assurdo, cioè oggi nemmeno una passeggiata si può fare. Il Signore è stanco, Gesù è troppo stanco. Ma Gesù Cristo poi l'abbiamo messo sulla croce e non ci siamo accontentati. No. Poi ci vogliamo vi racconto una storia che è capitata proprio qui a Santa Maria la Bruna, nei pressi della radio. Ci sta un signore che ha un negozio. Niente, lui è un tossico, avendo dei rapporti con la moglie, aveva così, lui già soffriva di AIDS e aveva così tramandato questa AIDS anche alla moglie, cioè inofilizzato. I medici sono stati a fare dei prelievi, hanno assicurato che anche
anche lei purtroppo era diciamo negativo, aveva l'AIDS, e automaticamente che è successo? Si era aggravato tantissimo, stava entrando quasi, diciamo, nell'altra dimensione, quasi in coma, insomma. Il prete la sera prima era venuto a casa a fare, diciamo, le dovute cose che si fanno, e lei la mattina si è svegliata. La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? Credimi, signore, la famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto, perché io veramente tanti anni fa anche ho perduto un fratello di 18 anni e so cosa vuol dire. Non potete credermi la gioia quando ho aperto gli occhi. E quindi salvando lo nutrivano, pensate un pochettino, con i succhi di frutta. Sì, tramite il naso. Quando stanno in questo caso lo so come si dice davanti. Mi allontano, mi passo un po' Michele perché mi devo un po' riprendere da questo. E una persona buona ci deve sempre essere. Le persone buone sono sempre avanti. Signore, mi passo Michele Olivo, scusate. Gennaro, ma io voglio a lei, ma con piacere ho detto venga Michele. Buonasera, un attimo solo perché si è emozionato sì, un po'. Lo so, ho capito. Mi dispiace un poco. Mi dispiace e mi ha fatto piacere. La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? Lo nutrivano con i succhi di frutta tramite il naso. Lo nutrivano con i succhi di frutta tramite il naso. Lo nutrivano con i succhi di frutta tramite il naso. Lo nutrivano con i succhi di frutta tramite il naso. La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? La famiglia fuori dalla porta, ce n'aiutaci, aiutaci. È giusto? Hai detto? Rosanna, ascolta per te questa frase. Rosanna, l'amicizia è come l'uva, più passa il tempo e più matura, come matura il nostro grande amore di Radio Camaldoli Stereo per te. Anche se sei una donna particolarmente molto delusa dalla vita, soprattutto in amore, non ti deprimere, dolce amore, domani è un altro giorno. Rosanna? sì, Hai seguito il mio consiglio?